Ben ritrovati dalla redazione. A Trieste, quando il tram di Opicina ripartirà, il capolinea cittadino non sarà alla storica stazione di Piazza Oberdan, ma verrà collocato temporaneamente in Piazza Dalmazia, all'altezza delle isole Spartitraffico, o in Piazza Casali. Il primo tratto del percorso sarà infatti a sua volta oggetto di un intervento successivo a quello in svolgimento. Che fossero necessari dei lavori sul segmento compreso tra Scorcola e Piazza Oberdan era cosa nota già prima degli ultimi rilievi, ma la decisione di spostare in via provvisoria il capolinea è una delle novità emerse nel corso della quarta commissione consigliare presieduta da Lorenzo Giorgi, convocata per fare il punto sul tavolo tecnico richiesto da Ansfisa al fine di mettere a fuoco le questioni ancora pendenti sul cantiere mai concluso. Non più solo occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato, ora gli inquirenti al lavoro per far luce sul giallo di Sagrado, la scomparsa nel nulla del settantenne Vito Mezzalira, procedono anche per omicidio. E nel registro degli indagati hanno iscritto due nomi, quello di Mariuccia Orlando, la compagna dell'ex dipendente delle poste di Trieste, già da tempo finita sotto la lente degli investigatori, e quello di un familiare stretto della donna che si è visto notificare di recente l'avviso di garanzia. Una triestina del 1964 è stata trasportata in condizioni serie all'ospedale di Cattinara dopo essere rimasta vittima di un investimento avvenuto in via Valdirivo a Trieste. La donna è stata urtata da un furgoncino che l'ha fatta rovinare a terra. Sul posto giunti i sanitari del 118 che prima l'hanno intubata e stabilizzata per poi trasportarla al pronto soccorso. La sessantenne ha riportato un brutto trauma cranico. Si trova nel reparto di rianimazione, ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso per fare luce sulla dinamica del sinistro. L'IRCI di Trieste continua la propria opera divulgativa della storia e della cultura della comunità istriana, fiumana e dalmata con una nuova mostra che darà la possibilità sia alla popolazione residente sia ai visitatori che giungono da fuori di conoscere nuovi elementi legati a questa terra. Le immagini esposte non rappresentano dei semplici manifesti pubblicitari d'epoca, bensì vere opere d'arte, espressione di una tipologia di comunicazione originale e diversa da quella utilizzata al giorno d'oggi. È la sintesi della riflessione che l'assessore regionale alle autonomie locali ha condiviso a Trieste all'inaugurazione della Illustratori nella Venezia Giulia, ospitata nella sede dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata. Sono esposte le opere di una cinquantina di artisti tra pittori, grafici e designer nati o attivi nell'area di Trieste, Istria, Fiume, Dalmazia e Friuli tra il chiudersi dell'Ottocento e tutta la prima metà del Novecento. Uno sguardo alla situazione meteorologica sulla regione: cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio, venti a regime di brezza, in montagna sempre al pomeriggio possibile cielo variabile, temperature massime in pianura fra 24 e 27, sulla costa fra 21 e 24 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.